In questo palazzo Presidente Salvatore Aldisio, Alto Commissario per la Sicilia, il 23 dicembre del 1945 approvarono lo Statuto della Regione Siciliana, divenuto legge dello Stato, facendo memoria del fausto evento nel suo 50° anniversario l'Associazione degli ex parlamentari regionali riconoscente post. Alessia, Albergo, Alliato, Orlando, Baviera, Buonasera, Casciorocca, Colaianni, Cartia, Cortese, Di Carlo, Fanales, Faranda, Giaragà, Giuffè, Giuffrida, Amelia, La Loggia, Licausi, Lomonte, Maiorana, Mancuso, Manzo, Marino, Maugeri, Nasi, Orlando, Patanè, Purpura, Ramirez, Battaglia, Romano Battaglia, Salvatore, Scuderi, Sessa, Taormina, Vigo. I membri della consulta regionale istituita dal governo Bonomi per esaminare i problemi dell'isola, formulate proposte per l'orientamento regionale ed assistere l'Alto Commissario nell'esercizio delle sue funzioni il 23 dicembre del 1945. Abbiamo il nostro più preciso sulla regionale, Sì. alla Costituzione regionale. Quindi fu approvato il 23 dicembre e poi fu firmato il 15 maggio del 46, dopo 6 mesi. E dentro Palazzo Comitini c'è una lapide che lo ricorda.